Controstoria della Sardegna, dalla civiltà nuragica al dominio spagnolo, è su libro nou che ha scritto. Sono 339 pagine che mi sono costate 6 anni di studio, di circas, di riflessiones. L'editore è Grafica del Parteolla, de Paolo Cossu, de Dolianova. La prima stampa sta sul mese Natale, la seconda sul mese di Gennarzu. Vuole narrare il suo pubblico, i suoi lettori, i suoi sardos, hanno agradecido un me da suo libro e spesso il hanno aggradi regalo. Nessi da sa presenza che ha potentu in sas prime due presentadas. La prima è sta in Castello, più di 200 persone, e la seconda in Paule, più di 100 persone. È un libro che conta la storia della Sardegna, o menzus una contristoria, e a spiegare a dainantisi i techergio narrere. Ma innanzi di entrare in medias res, commenti naraian son romanos, son latinos, chergio vagere una premissa. Uno dischente sardu può dire da un liceo classico se ne ischire nudda dessa parentela intra la lingua latina e la lingua sarda. A sa matessi maniera, uno dischente sardu può dire da un liceo artistico se ne ischire nudda, ma proprio nudda, dess'arte, dess'architettura nuragica. E galu, uno dischente sardu può dire da un liceo scientifico se ne ischire nudda de sas capacidades ingegneristicas de su popolo nuragico. Ite che narre custu, chi si storia sarda, sa lingua sarda, sa cultura sarda, s'arte sarda, dae si scuola italiana in Sardegna, dae sos testos scolasticos, esti sta azzerada, esti sta interrada, esti sta cuada, che narrere che si scuola italiana in Sardegna non c'entra nulla con sa Sardegna e tutto. Uno mi può narrare, però in libros specialistas, namus libros artos, sa Sardegna veste. Ma si tratta sempre di una Sardegna cuada. Vessa Sardegna ma non bisogna sos sardos. E difattisi, voi podite leggere libros sopra la Sardegna fenicia, la Sardegna punica, la Sardegna romana, la Sardegna vandala, la Sardegna bizantina, la Sardegna catalana aragonese, la Sardegna spagnola, la Sardegna piemontese, la Sardegna italiana. Manca da non veste la Sardegna, che allegana de sa Sardegna ma non de so sardos. Soggetto storico naramus, este su conquistadore, es occupante, e su chi è venuto dai su mare a non si sfruttare.
So sardo suni oggetto storico, non soggetto storico. Pare i non valene, i non contano nulla. E sos conquistadores, suni presentaos, commente portatori di civiltà, in una Sardegna arretrà, retrograda, in una Sardegna che Cicerone chiama mala insula, pro su clima nefasto chi vada, e Cicerone tutto sirmentica chi sa Sardegna este mala insula, che sta ribasa malaria, ma sta arriba con Malco, su generale cartaginese, chi in 534 nos ha battiu a malaria con sos soldados punicos. E duncas, tutta questa storia tocca alla videre de nuovo e alla contare dal suo punto di vista de sos sardos, non de sos occupantes. Mi so sempre preguntau, proite in Sardegna, in sas scolas, non si studia da storia locale, storia sarda. E si imposta, chi mi so dau escusta, che l'insegnamento di storia in Italia vergala un pregiudizio, naramus un paradigma storiografico vezzo. Secondo questo paradigma, l'importante è la storia nazionale, la storia europea, non la storia sarda, non la storia locale. E secondo questo paradigma veste una graduatoria, una gerarchia, veste una storia alta, manna, e una storia bassa, minore, che non merita di essere contata, di essere insegnata. Ammento che questo pregiudizio veste galo in Italia, l'insegnamento di storia in Italia, ma in Francia già è dai su 1930 storico ormannos, commente a Lucien Lefebvre, Marc Bloch e mescamente Fernand Braudel, hanno scritto in una rivista importante, si chiama Annales, che è una tontesa, è una macchina a pensare che vi sia una storia alta e una storia bassa, una storia importante e una storia che non vale da nulla. Che, secondo questi storici francesi, la storia è un unicum. Non si può dividere in storia manna e storia minore, storia importante e storia poco importante. La storia tocca da studiare tutti in trea. Issos impreano questa metafora, da esa cantina al solaio, da esa cantina a su paristarzu, di emunare noi sardos. E un'altra metafora impreana pro narrere chi tocca da studiare tutta la storia, che este commenta un procu che quando si bocchidi non si vuole a nulla del suo procu e gai è tutto dessa storia non si vuole a nulla. Invece noi siamo galu a cara di una storia che viene di quada la storia locale. E dunque vergalu l'idea del suo eurocentrismo, dell'italocentrismo, della xenomania,
Pensamos, per fare un esempio, a s'idea de sos fenicios che pare che appena battido tutto in Sardegna. Addirittura, accanto a Aristanos, queriano illuminare sul golfo di Aristanis, il golfo dei Fenici. È sta bene una tontesa, una macchina a pensare queste cose. Ecco, io ho scritto in controstoria della Sardegna, dalla civiltà nuragica al dominio spagnolo, una storia diversa, dissonante, che suona da un'altra musica. E dunque ha dato importanza mescamente a due etadi storiche che hanno sinnau la storia della Sardegna. L'età nuragica, che dura da prusamanco 1000 anni, e l'età de sorgiudicaos, o menzus, commente l'orgiamo Deo, l'età de sorrennos giudicales. Rennos sardos, proite, sos iudices, fiana res, in totus os documentos ufficiales, in sos timbros, v'è sempre questa iscrizione, iudex sive rex, chi quiere narrare giudice, ossia re. Ca su iudice tenia da la summa potestas, la somma potestà, non recognoscens superiorem, che non riconosceva superiori. Dunque, noi la dobbiamo acabare con l'idea che i giudices non fiano res. Certo, si tratta di res particolares. Non sono i res de sos monarcas europeos, che viano res patrimoniale, che viano merere di tutto il territorio. Non sono i res particolari, sos giudices sardos. Intanto possiamo narrare che viano semidemocratici, che non bastava a essere dessa famiglia de sos giudices. Vi depia ad essere procolare dae namus iudex de iure, giudice di diritto, a iudex de facto, giudice di fatto, depiano attendere su consenso su Parlamento de sa corona de logo, ca i sor giudicaos viudi su Parlamento e dunque si non teniano su consenso, non podiano essere res de facto, depiano essere intronizzados, questa formula che impreavano, pro essere res de abberu. Una particolarità in noi accatamus scetti in Sardegna, un re semidemocratico, che tenere su consenso dessa corona de logo che rappresentava su popolo intreu, ca sa corona de logo, sos rappresentantes veniano da esas curatorias, e a esas curatorias sos rappresentantes veniano da totus arviddas. Dunque, una civiltà cussa de sor giudicaos espantosa, che noi non conoscimus in atero logos. Ma Deo allegande de sor giudicaos che durano medas seculos, de seguru dae su novigentos
vinas a su 1000 battogentos, ma vorsis nascene surgiudicaos vinas prima, i sottigentos. Deo allegande de surgiudicaos chistiono meda de sa limba sarda, chi naschidi proprio in custa edade. Una limba sarda che est una de sas prima limbas neolatinas chi s'affirmada in s'istoria. Meda prima, meda innantisi de sa limba italiana. Sa limba sarda chi tiene questa particolaridade est limba de sa gente normale, limba comune, ma peri limba de governo, limba cancelleresca, limba de sos documentos ufficiales, limba de sos istatutos, limba mescamente de sa carta de logu, ca depo ammentare che sa carta de logu, sa costituzione de su Rennu de Arborea, de Mariano IV e de Leonora d'Arborea, est iscritta in sardu, un sardu particolare, si naraia tanto sardu arborense, su sardu chi chistionaiant in Arborea e in Surennu de Arborea. Ammento che si tratta di una Costituzione di una qualità estremenada, ad addurare 435 annos, dae su 1392, quando est sta promulgà dae Eleonora d'Arborea, vinas a su 1827, quando est sta sostituia da su codice feliziano, de su tiranno sabaudo Carlo Felice. Sunt totu problemas che noi non conoscimus, e Deo non a caso in su libro los ha postos namus in rilievo, dandelis importanza, ca si tratta de s'istoria nostra, de sa radigina nostras. S'atteru periodu, s'attere edade, chi appo contau in longu e in largu, dandeli un'importanza manna, dedicandeli 90 pagine in treas, este s'edade nuragica. Cud'edade chi unu intellettuale, un archeologo, un storico commente a Giovanni Lilliu, chiamada Eden della Sardegna, una specie di paradiso terrestre, e si sta promedas intellettuale sardoso s'edade nuragica. Un'edade, una civiltà che ha prodotto non solo economia, ma per arte, architettura, scultura. Pensiamo noi oggi a Sorgiganter de Montepramma. Se no, est una civiltà de arta. Podemmo pensare che si pone di un popolo a fare scultura armannas come a Sorgiganter de Montepramma. Una civiltà che ha prodotto namus non solo scultura ma architettura. Pensiamo a mizzas e mizzas de nuraghes, a puzzos sacros, a losas, a vasos de cada alidade. E oggi noi, sopra questa civiltà, ischimus sempre più novas, grazie a sos archeologos, ma grazie speri a si scienza, che attraverso su carbonio 14, oggi noi possiamo di nuovo ricostruire questa civiltà. Ischimus
que os nuragicos produían zubirdu, que os nuragicos vinificavano, que os nuragicos non teniano esa maladia de esa malaria che sta battia in Sardegna dai soldados cartaginesos. Tutto novas che noi oggi schimus grazie a scienza e a sos laboratorios che hanno provato che tutto custas scopertas nos convinchen de esa mannaria de questa civilidade. Pro l'acabare io penso che questo libro sia un atto di amore, di stima pro sa Sardegna, che si storia sta infamata. Sono sardos tenen una storia millenaria. Sono nuragicos, sono 1000 anni e più prima, innanzi del fenizio dei cartaginesos. Però questa storia di Cicerone nos ingiurdada, nos infamada, chiamandonos ladri, negri, e noi la abbiamo regalo in tutta la storia nostra, con questa fama mala in nos ha dato. E dunque è una storia che conta per conto mio, so sardos in su chianato, so sardos che nessuno, superiores a sos atros populos, ma manco inferiores. So sardos che da esempere, da esos romanos, ma vinas prima, da esos punicos, hanno attento una caratteristica, che hanno conservato sempre, una caratteristica che Giovanni Lilliu in un bello libro chiama la costante resistenziale, che quiere narrare che a fronte de esos occupantes, de esos dominadores, de esos colonizadores, sos sardos hanno opposto sempre un spirito resistenziale. Pur quando sono stati vintos, hanno seguito a mantenere caratteristiche e specificità proprias, senza mai cedere de su tutto a sos chi venini dae oras pro non vincere, pro non dominare. E dunque sa costante resistenziale se un rumene este quel filo rosso che unidi si storia de su tempo scolau a si storia de oggi. Pro l'accabare sta a narrare su chi sempre ad narau Cicitu Masala. Sos sardos si storia poden essere vintos, ma mai convintos. Sardi vinti, ma non convinti. Non sono mai stati convintos che le ragioni de sos furones che vengono da esumare siano ragioni e non siano invece oppressione e colonizzazione.